guarda che ti vedo. Pepe, povero Pippo. Cioè, a Pippo piace, però sa che potrebbe arrivargli un morso. Pepe. E nel frattempo si lava lui la zampa. No, non ci credo. Non è normale. Vai, va, ha piantato le unghie. Pepe, Pepe. Pipi. Boh, il suo dovere l'ha fatto. Niente, domenica 10 ottobre, 11:54, sto procedendo con la sistemazione delle mie unghie altamente disastrate. La polvere della frana di ieri, del Marcora, è arrivata fino a qui, sappiatelo. Guardate che bella macchina pulita, era pulita. Eccomi qua, allora ripresa con l'iPhone perché non ho voglia di tirare fuori la macchina fotografica. Comunque mi sono appena lavati i capelli perché devo andare via con Franz e quindi sapete che la riga di lato mi piace, ma se i capelli sono gonfi sopra, se no non mi piace più. Bene, bene, ma non benissimo. Oggi è il... È bello che l'ho scritta la data oggi e l'ho vista tutto il giorno, è l'11 ottobre. Pepe, ah, ma ieri vi ho fatto una ripresa dei gatti. Sì, sì. Allora, ho fatto le unghie, sì, ecco. Ho risistemato le unghie. Questa l'ho dovuta... non l'ho fatta bene. È un po' troppo tonda, non è squadrata. Non l'ho fatta benissimo perché avrei dovuto... Non lo so, comunque l'ho sistemata, l'ho salvata perché altrimenti avrei dovuto tagliarla. Sono riuscita a salvarla. E come ho fatto? Con la carta del filtro del tè e l'attack. Insomma, ho fatto 2 strati di quella carta e ho salvato l'unghia, poi man mano crescerà e boh, ciao. Tanto sopra c'è il gel adesso, quindi per il momento non si rompe di sicuro. E niente, allora i gatti ho già dato da mangiare, io devo ancora mangiare, Franz è giù che sta facendo una roba ma deve darsi una mossa, va bene, stavo guardando l'ora, sono le 2. Niente, oggi è una bellissima giornata. Questa mattina era freddo, avevo il ghiaccio sulla macchina, di nuovo, anche sabato avevo ghiaccio, solo che sabato era un ghiaccio un po' leggero. Oggi c'era ghiaccio proprio grosso, di quello che non viene via neanche grattando, quello che devi avere pazienza, lasciare che si scaldi un attimo l'aria dentro e poi iniziare a grattare, perché sennò non viene via. Ecco, e quindi oggi è andata così. Quindi la mattina fa parecchio freddo, sicuro 0 gradi. E poi ieri pomeriggio non era caldissimo, ecco. Oggi invece è di nuovo caldo. Cioè, cambia come niente il tempo, è un attimo prendersi raffreddore, mal di gola, qualsiasi cosa, perché un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, e stamattina c'era freddo, adesso se si esce fuori c'è caldo, si potrebbe anche quasi azzardare a stare in maniche corte, meglio non fidarsi troppo, però c'è caldo, ecco. E bon, dai. Non so se avete visto, sentito, eccetera, e sta continuando a franare la montagna, la montagna, vabbè, un pezzo di montagna a San Vito, anche oggi, tutta la mattina praticamente, e da sabato. E infatti ho la macchina pulitissima, è praticamente piena di polvere, e poi anche là al lavoro non è vicinissimo, ma è vicino comunque, e quindi lavoro da quella parte delle montagne, e quindi anche lì al lavoro oggi si è accumulata ulteriore polvere sulla macchina. Vabbè, pazienza. Oggi al lavoro cioè, mi ritengo soddisfatta perché ho fatto anche delle pulizie, ho fatto le pulizie proprio, bagni, bene o male, bagno avevo già fatto, ho pulito bene l'ufficio perché era un disastro, un disastro. E per chi si chiedesse, ma non c'è qualcuno che fa le pulizie? C'era, ma non vi posso stare a spiegare, comunque c'era, ecco. Adesso mangio,
mi do una mossa perché sennò non esco. Come sto con questo colore io? Adesso sono tutti fissati con l'armocromia. Tutti maestri di armocromia adesso. Ma uno sarà libero di mettersi quello che vuole. Se non gli sta bene un colore e lo vuole mettere, che problemi ci sono? Nessuno. Ehi Pepe. 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 Non mi dà retta. Pepe. Bobby. No, perché ci sono gli uccellini. Ci sono gli uccellini. Comunque è bellissimo oggi. Lì potete vedere la neve fresca. Franz sta facendo un lavoretto di là. I fiori non li ho ancora tolti, ma sono da togliere ormai. Quel tappeto è lì da pulire, da lavare da febbraio di quest'anno. Era l'ultima volta che Panna aveva vomitato su quel tappeto, poi l'avevo tolto e io non l'ho più lavato. Sì, era solo giusto un bordino sporco. E questi giorni vorrei fare quel lavoro lì, lavare il tappeto, pulire, lavare, non so neanche io come, ma vorrei fare quel lavoro lì. Pepe, vieni qua a salutare, no? No, no, perché c'è Franz giù, allora è un po' agitato. Sì, poi c'è veramente caldo fuori, è bellissimo. Wow, io già che stavo meditando su come vestirmi, imbacuccarmi, 1000 maglie. No, in realtà c'è caldo. Prima di mangiare stavo pensando di rifare il letto, perché tanto aria l'ha presa. Stamattina non sono riuscita a farlo, o meglio, ho scelto di non farlo. Non avevo proprio voglia. Volevo fare la colazione più tranquilla, se no avrei fatto tutto di corsa. È pieno di uccellini, comunque bellissimo. Ci sta benissimo. Allora, niente, l'ho già detto 20 volte, faccio il letto. Allora, 16:29, sono qui che aspetto. Adesso quasi quasi vado a farmi il giro al Tigotà, a meno che non arrivi Franza adesso. Prima mi bevo un po' d'acqua perché ho sete, burro cacao fino su per il naso tra un po'. Comunque, ho notato, io questa settimana avrò il dentista, venerdì. Ho notato una cosa che mi ha un po' sconvolta, a parte tutti sti brufoli, vabbè. Ho notato che questo incisivo qua sta diventando, io non vorrei esagerare, ma sta diventando trasparente e si è macchiato. C'è qualcosa di strano. Non ho male, non ho problemi di sensibilità né niente, però ha cambiato aspetto e questa cosa mi preoccupa un po'. Quindi o c'è mancanza di qualcosa, perché non è tanto che l'ho notato, sarà una settimana. Magari ero così anche prima, però secondo me no, non è da tanto che ce l'ho così. E, insomma, mi preoccupa sta cosa. Probabilmente ho una qualche mancanza di qualcosa, perché non bevo alcolici, non bevo caffè, non bevo Coca-Cola, non bevo acqua e limone. Cioè, non me la spiego proprio sta roba. E quindi sono un po' preoccupata. Vabbè, comunque adesso vado a farmi il giro a Tigotà. Franz sarà su quella... forse è lassù. Forse è là, in quell'ambulatorio lì. Quello è l'ambulatorio, poi quello di qua è lo stanzino dove hanno tutto l'ambaradam che disinfettano gli strumenti e tutto quella roba là, e quello è il bagno. E poi ci sono altri 4 ambulatori, non c'è solo quello. Vabbè, comunque il Monte Serva è ancora senza neve. Mi piacerebbe andare un giorno lassù. Deve essere faticoso, ma deve essere bellissimo da lassù guardare giù e vedere tutto belluno, cioè, e oltre. Deve essere proprio bello. Ma cadrà questa impalcatura, chi lo sa. Dunque, io non so mai che fotocamera guardare di questo iPhone, perché ne ha una e questa non è. Questa non è e questa. Ok, adesso lo so. Dopo più di 2 anni. 2 anni e mezzo, ma... Cioè, capite che io non sto bene. Ma non sto bene perché non sto bene. Devo decidermi di andare dal medico di nuovo, dopo questi mesi, insomma, che ho fatto passare. Perché devo controllare gli ormoni, perché è impossibile. E anche come sono ingrassata, cioè è tutto così strano. Va bene ingrassare, ma così tanto in così poco tempo mi puzza un po' la cosa. Poi magari sono solo gli ormoni.
però è tutto un po' strano, anche perché voi sì, tante cose io non ve le dico, ma insomma è tutto un po' strano. Adesso mi macchierò di sicuro le unghie appena fatte ieri, speriamo di no, tanto me le sto sporcando. Allora al Tigotà ho comprato semplicemente l'ammorbidente, quello dell'altra volta, che non vi ho fatto vedere. Sì, ve l'avevo fatto vedere. Poi ho comprato non vi faccio vedere semplicemente perché c'è una persona dietro, ora non mi va di stare a fare filmati. C'è una nella macchina dietro che sta aspettando il marito che è andato dal dentista e allora non mi va tanto. Comunque poi ho preso i panni Swiffer, quelli per il pavimento, ma si possono usare anche per i mobili, perché sono senza da un po' e sto usando dei panni che mi fanno un po' schifo, nel senso che non si tirano su roba, ma non sono qualità Swiffer, c'è poco da fare. Siccome qua a Tigotà c'erano in offerta 3 scatole a 5 euro e qualcosa, allora li ho presi, assolutamente, perché di solito costano parecchio. Ecco, quindi ho preso quelli e cosa ho preso? 2 spazzolini, perché non bastano mai gli spazzolini. E poi cosa ho preso? 2 spazzolini e la carta igienica. La tinta per i capelli non l'ho presa, non so perché, ma era anche in offerta. L'ho tanto guardata, ma non ero convinta, non l'ho presa. Merendina, anche se io mi mangerei un bisonte intero, ma insomma, merenda. Il mio corpo non si sta abituando a mangiare poco, devo dire di no. Questa volta al Tigotà sono entrata con la mascherina, non come l'altra volta, che figura che ho fatto. Adesso si vede, qua è tutto macchiato e si vede anche la trasparenza, cioè si vede la lingua dietro e mi preoccupa tantissimo questa cosa. Boh, speriamo bene, speriamo. Vabbè, comunque magari devo solo fare una cura di qualcosa, non lo so, c'è sempre qualcosa comunque. Adesso mentre aspetto Franz mi metto a editare sia questo vlog sia a finire di editare il video spesa che avevo fatto e poi nel frattempo arriverà, perché credo siano quasi le 5. Vi saluto e mi metto a fare qualcosa. Ho un amico. Ciao amore. Ma tu dove vai? Vieni qua. Ehi gattino. Maur, vieni. Vieni. Mau. Vieni qui. Non vieni a fare 2 coccole ancora? No, se n'è andato.